Bentornati, appuntamento con le previsioni meteo. Si prospetta una fase acuta del maltempo che arriverà anche sulle regioni del centro, ma soprattutto del sud Italia e sulla Sicilia avremo forti precipitazioni proprio per la formazione di un ciclone che si andrà a strutturare molto bene a partire dal pomeriggio e la serata di mercoledì, quando aria molto più fredda di matrice siberiana, quindi matrice russa, andrà a spingersi verso l'Italia, concedendo quindi un netto calo delle temperature su valori più da novembre che da ottobre. E quindi questo è quello che vivremo nel corso dei prossimi giorni. Avremo una pausa, stabile sulle regioni del nord, dove qui avremo una minor possibilità di fenomeni, se non appunto nel pomeriggio e nella serata, soprattutto di martedì, quando potrebbero formarsi dei rovesci improvvisi proprio sui settori del nord-est in modo particolare, per poi estendersi entro la mattinata di giovedì sul Piemonte, specie quello occidentale, ma le temperature, come vedete, si manterranno ben sotto la media stagionale dappertutto, quindi rimarremo su questi valori sotto la media stagionale di gran lunga, e quindi le temperature e le precipitazioni si distribuiranno soprattutto su queste zone, come accennavo prima, soprattutto sulle regioni del sud Italia e sui Balcani, dove avremo anche nevicate sui Balcani, pensate, a quote insolite tra i 1200 e i 1400 metri sui Balcani, mentre sulle zone appenniniche al di sopra dei 2000 metri, soprattutto sull'Appennino meridionale, addirittura anche oltre, ma non avremo praticamente accumuli con distribuzione dei fenomeni che, come vedete, nella giornata di lunedì non avverranno, perché l'ex ciclone Gabriel, che arriverà proprio sulla Spagna meridionale, tenderà a formarsi come una piccola depressione, mentre spingerà aria più fredda in matrice russa che si avvicina sempre più verso i Balcani. Da noi invece avremo tempo più stabile, soleggiato su gran parte dell'Italia, eccetto qualche velatura sparsa soprattutto lungo il versante adriatico nel corso delle ore mattutine e pomeridiane, ma senza fenomeni poi nella giornata di martedì, che spingerà ancora di più l'aria più fredda in matrice artica, che porterà quindi la comparsa nella giornata di martedì di primi fenomeni che andranno a distribuirsi sull'arco alpino, per poi estendersi nella serata sul nord-est con dei piovaschi, comunque precipitazioni deboli. Potremmo anche assumere uno sfondo temporalesco soprattutto sui settori di pianura del Veneto, del Friuli e della Romagna. Nulla invece avremo altrove, con tempo soleggiato, ma le temperature saranno in deciso calo proprio a partire da nord. Poi mercoledì invece entrerà l'aria fredda, più decisa sul versante adriatico, sul bacino centrale del Mediterraneo, e che avremo forti venti di bora con il flusso freddo che riuscirà ad estendersi su tutto quanto il comparto adriatico, sull'Appennino, con temporali anche intensi, soprattutto sulla Romagna, sulle Marche, sull'Abruzzo, con rovesci non esclusi, ricordo, sulla Liguria e sul Piemonte occidentale nel corso della mattinata su queste due aree. Per quanto riguarda altrove, il meridione soprattutto riceverà di rovesci temporali, con una particolare attivazione soprattutto nella serata e poi nella giornata di giovedì su tutta quanta l'area ionica. Avremo delle precipitazioni intense. Quindi il sud, la Sardegna verrà esclusa perché il minimo andrà a formarsi proprio sullo Ionio, e quindi le precipitazioni saranno accompagnate anche da temporali intensi con grandinate, come vedete su queste aree, e il nord invece si ritroverà al di fuori della instabilità. Quindi qui avremo del tempo, più spazi soleggiati tra qualche velatura alta di passaggio, ma con temperature in deciso calo. Pensate infatti nella giornata di giovedì, guardate le temperature come caleranno notevolmente, si porteranno ben sotto la media. Pensate, nei valori minimi al mattino si potrebbero già avere tra i 6 e i 9 gradi sulla Val Padana, durante il giorno invece attorno ai 15-17 gradi nei valori diurni. Quindi insomma, questo è il clima che si prospetta, da definire, perché poi dopo è possibile che nel weekend la depressione
potrà ancora agire lungo il versante ionico, ma tenderà ad espandersi l'anticiclone azzorriano, concedendo quindi il bel tempo a partire da nord, poi in estensione verso il sud Italia fra sabato e domenica. Quindi questa è la visione e le prospettive. Intanto vediamo come sarà questa evoluzione meteo. Continuate come sempre a seguirci.